Bene, grazie. Grazie di essere venuti. Questa sera è dedicata, diciamo, alla presentazione di un ultimo mio lavoro, è il 20° libro, credo 20° 21° che ho pubblicato, è il 4º CD. Questo CD, come i 3 precedenti, è un CD di canzoni con i testi in lingua siciliana. Però ha la caratteristica di essere dedicato al Natale. È il mio miserrimo tributo al Natale. Allora, io amo questa festività perché mi restituisce l'infanzia, mi riporta a quando consavo un fesseggio d'albero con mio padre, ogni 8 di dicembre, per l'Immacolata. Ora si comincia a novembre. E già. Novembre. Tra Halloween e Black Friday resiste con difficoltà il 2, il giorno dei morti. Purtroppo pare che la formula dolcetto scherzetto stia avendo il sopravvento, peccato. Quello era un modo per celebrare il ricordo di chi non c'è più, il ricordo di chi ha attraversato il ponte tra il mondo dei vivi e quello dei morti. In Messico il Dia de Muertos è festa grande e chi non è stato dimenticato può riattraversare quel ponte per tornare dai vivi e godersi la festa con i propri vicini. È un giorno per tornare. Sérgio
Natale da noi inizia dunque l'8 di dicembre e poi è un crescendo. Di settimana in settimana si passa per Santa Lucia, per l'Ottavo e poi finalmente Natale, Capodanno, la Befana, che purtroppo è il giorno più triste dell'anno, specie quando eravamo studenti e ci toccava tornare a scuola. Quella di Santa Lucia è una festa centenaria, piena di luce e di colore, ma la storia vera di Lucia è molto più buia. Santa Lucia, esci pure la carrozza, c'è la gente in strada, c'è la piazza che scoppia, è la nostra patrona, e Siracusa fa festa, c'è l'Italia a Natale, e Siracusa mi aspetta. Sogno sembra metade, come pace per frati, ma canto un ballone, c'ha la forma in stida, 100 lire soltanti, staci attento Carola, c'ha Lucia di Svezia, ma la nostra è più bella. Dove d'argento porta tutti la luce, Gesù pure i cavalli e tanta gente a cuore, ma la storia è più scura e la storia è dolore, ingiustizia e potenza spisa di fare male. In un mondo abitato da tanti animali, non ci sono sti luce, non ci sono i colori, Santa Lucia e io senza rancori ci sui botti a bagna che sono antica stonata, ora tutto finito e Siracusa si curva, torna a casa felice, ma proprio prima è trasire la vestita una bola e so solo la trova.
Grazie. Ambra è stato il nostro primo cane. L'abbiamo presa per strada piena di zecche e ci ha lasciato 9 anni dopo, una sera di Natale, era proprio ieri, il 10 di dicembre. Adesso andiamo a un fatto di cronaca, sempre di Natale. Aid era un clochard di piazzale Ungheria a Palermo, di origini probabilmente algerine ma di nazionalità francese.
Il suo nome era Ida Abdullah e per tutti lì in piazza Longheria era alto. Io non ci ho mai fatto caso, non l'ho mai, probabilmente l'avrò anche incontrato perché ci andavo spesso, perché ci avevo sempre in piazza Longheria, però non l'ho mai conosciuto. Lui per compagno, eppure era una persona molto, molto visibile, perché tra l'altro per compagno aveva un gatto che chiamava Helios e teneva il guinzaglio. Stava lì giorno e notte ben voluto da tutti, a volte la mattina addirittura una ragazza di un bar pare che gli portasse la colazione, il caffè, il cappuccino, e lo hanno ucciso a dicembre dell'anno scorso, tra le luci di Natale, e 20 euro, pare che glielo abbiano rapinato di 20 euro. Un ragazzino, forse neanche maggiore.
tante occasioni per stare in compagnia davanti a una buona tavola. Se l'età ti aveva qualche problema, puoi sempre chiudere con una buona dose di Gaviscon. L'abete è l'albero di Natale per tradizione del Celeste. È sempre verde anche sotto la neve ed è quindi anche un segno di forza fisica e morale. Il brano Tannenbaum è un canto popolare tedesco con una melodia molto antica, secondo alcuni addirittura medievale. Il primo testo, quello tedesco, l'avrebbe scritto un organista di Lipsia, un certo Zanuck, addirittura nel 1819. Ispirandosi a un brano popolare della Slesia del XVI secolo. Le versioni più note sono quindi quella tedesca e quelle inglesi, che sono addirittura due. Io ne ho presa una di queste, l'ho parzializzata perché è molto lunga e l'ho tradotta in siciliano. Non so se qualcun altro l'ha fatto prima di me, se qualcuno non lo sapesse ve lo dico. Quanto virdi sui fuochi, su virdi ma non sul sale, su virdi puro iri. Oh albero, dune magari, quanto virdi sui fuochi. Oh albero, di su magari, tu mi piaci assai. Mi resi tanta gioia, oh albero di Natale, tu mi piaci assai. Mi vuoi insegnare qualche cosa, tanta speranza e tanta amore, dammi coraggio e forza assai, oh albero di Natale. Natale con i tuoi è legge. E allora
allora quando ovunque tu ti trovi, ti metti in fila per acchiappare uno strapuntino sul primo volo che trovi. A me qualche volta è capitato, poche volte, non sono un grande viaggiatore. Una di queste era in America. Aspettavo in aeroporto e mi guardavo attorno. Lì in America tutto è grande, enorme. C'è ricchezza in ogni cosa, ma non è per tutti così. Ricordo i maciarini di Houston, con le sedie votate a forma di paperino, mini, bambi. Ricordo un poveraccio che dormiva tutte le sere sulla stessa panchina. Il presidente allora era Bush Senior. Ricordo tra i vapori della metropolitana che invadano le strade di New York le teste di tanti poveri di Audi che ti spuntano all'improvviso da dietro un cassonetto, perché quando sentono i tuoi passi si preoccupano, controllano chi si sta avvicinando per vedere se non sia un pericolo. Ricordo anche le mele della California, sciviti e duri a tal punto che me le facevo tagliare dal cameriere, perché appena ci mettevo il coltello io mi schizzavano da una parte. Grazie. Lui ha solo 20 anni, ma per chi lo sfrutta l'età non conta. Lo insultano e lo condannano a un lavoro stremante. Pochi euro e un giaciglio in una baracca con altri 100 come lui.
È dicembre, è quasi Natale, gli hanno raccontato di un bambino che faceva miracoli, non sa neanche chi fosse, ma all'improvviso lo vede. Gli parla. Avrà una casa e le arance non dovrà più faticare a raccoglierle, si raccoglieranno da sole. È un sogno però, e dura poco. Al risveglio la sua casa sarà ancora quel magazzino e le arance staranno ancora ad aspettarlo sugli alberi. Un cestino e la pala, a 20 anni e vivi, la tua vita non conta, la forza mi chiude. La tua casa è dentro, una baracca da 800, tutto lento in arrivi, con i resti materassi, la stasera poca l'uno, ti parlo in bicicletta, ma come si chiama? Dal marito che è Natale, e c'è festa in tutto il mondo, ma l'arancia su sempre là, e dicembre ancora lo stesso. Non c'è festa qua in Sicilia, e luglio è puro peggio. Forza che cammina, calmi piani l'otto. E sorriso impiccido, proprio figlio di l'altra sera, salutiamo Gesù. È Natale in tutto il mondo, è la festa pure di Dio, che l'arancia in tasti opera, sa ricordiano da soli, ora è festa qua in Sicilia, e a luglio avrà la casa, forza cammina, su si che segua mia. La tua casa in tua vista, una baracca da 800, tutto lento e sempre arrivi, con i resti materassi, la stasera a Paccarone, ti parlano in vicino, che si chiama Gesù, ma nel suo mondo non c'è. In questo video avete visto anche queste foto scattate in Kenya, sono foto scattate da mia figlia, che è una bravissima fotografa che ha superato il papà, insomma, in questo campo ha superato il papà. È qua dietro. È la prima volta che ho il piacere di averla presente in sala. No, la prima volta no, ma una delle poche volte in cui ho il piacere di averla in sala in queste serate. Bene, quello che vi faccio ascoltare ora
è un brano tradizionale notissimo. Lo si comincia a cantare quando si fanno i concerti di Natale in prima media. Il tema è molto diffuso. Io infatti l'ho conosciuto dove ho sentito suonare da mia figlia che in quei concertini suonava il flauto. Il tema è molto diffuso. Che dono può portare la povera gente a Gesù Bambino, il figlio di Dio? Porta quello che ha e chiede in anticipo scusa alla Madonna qualora non dovesse risultare adeguato. Il testo è di Anono, chissà chi era, ma ascoltatela bene, che forse vi ricorderà qualcuno di quei contadini siciliani col cappello in mano davanti al patrono. Questo strumento strano non so da quale nazionalità proviene, per me proviene da Amazon e si chiama autoharp, è molto facile da suonare ed ha un bel suono. Riciviti, combatiti, mangi mia, di chi seguo alla Gambia. Dicono che sia nato in una grotta, tra un bue e un asino, da Madre Vergine e padre Falegname. Gli hanno detto che era figlio di Dio, un mistero anche per lui. Lo hanno riverito tanta brava gente e persino 3 re, in rappresentanza dei 3 continenti allora conosciuti. Hanno detto che lui era nella Trinità. Lo hanno acclamato re, ma per lui c'erano da tempo preparati 3 chiodi.
per me è un mistero. Dovrebbe essere un paesino dell'Austria, secondo una certa cosa che ho letto su internet, cercando appunto leggende, e ho trovato questa leggenda che adesso vi racconto. Solo che poi questo Facebook io l'ho cercato su posti seri, tipo la UTET, la Treccani, la De Agostini, e non sono riuscito a trovare. Quindi penso che sia un'invenzione di questa leggenda. Ad ogni buon conto, se esistesse, Facebook sarebbe l'unico paese del mondo cristiano a suonare la mezzanotte a mezzanotte e 5. E perché? C'è una leggenda. Secondo questa leggenda viveva in quel paesino una vecchietta, una certa Greta, niente a che vedere con fatti ambientalistici di questo tempo. E la storia dice che una sera, la sera del 24 dicembre, in quella casa c'era Greta che stava sferruzzando per preparare un maglione come faceva tutti gli anni a Gesù Bambino. E all'improvviso entrò la morte. Greta ebbe solo un desiderio, chiese soltanto di poter finire quel maglione e chiese 2 ore di tempo, 2 ore di delazione. La morte fece presente che poteva anche concedere queste 2 ore, però le sarebbero costati 200 anni di purgatorio. Greta consentì e finì il maglione mentre la morte stava ad aspettare, la vecchia signora stava ad aspettare da una parte. Quando Greta finì il maglione, si incamminarono entrambe verso il purgatorio. Lungo la strada incontrarono però Gesù Bambino che dal paradiso stava andando a Betlemme per nascere. Gesù Bambino si fece raccontare questa storia e immediatamente allontanò la morte, prese la vecchietta sotto il braccio e ritornò in paradiso per accompagnarla di persona. Dopo riprese la strada per Betlemme, dove arrivò appunto con 5 minuti di ritardo. Ed è per questo motivo che in questo paesino, ammesso che esista, la mezzanotte viene suonata a mezzanotte e 5. La signora
Bene, era la fine del 1843 e in un piccolo paesino francese, in una chiesa, era stata acquistata l'organo nuovo. Per festeggiare questo evento il parroco chiese a un commerciante di vino, anche poeta, succede oggi, figuriamoci qui dentro, che è un certo Placide Capot, non so se la pronuncia sia giusta, io non spiccico una parola in francese, di scrivere una poesia di Natale. E poco dopo, quello stesso anno, un musicista, un certo Alba Faber, ne compose la musica. Il brano quindi venne eseguito per tanto tempo in lingua francese. Poi nel 1855 un certo Salomon White, direttore di un giornale omonimo, ne scrisse il testo in inglese. E da allora quel brano è diventato Holy Night. Questa è l'unica canzone che poi questa sera sentirete in lingua originale, perché non ho avuto il coraggio di metterci mano e farla diventare in siciliano. È un testo molto bello. Fra l'altro ho inserito una strofa che di solito viene trascurata, dove appunto si fa cenno a un Gesù liberatore dalla schiavitù. Questa strofa in genere viene saltata. Il brano è più corto. Però sullo schermo vedrete scorrere, io ve la canto in inglese. E sullo schermo vedrete scorrere la traduzione. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of my dear Savior's word. Long lay the world in sin and error abiding, till it appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary words rejoices, for yonder breaks, and you and glorious more. Oh, hear the
Bene, questa canzone da noi è conosciuta come il valzer delle candele e anche il canto dell'addio nello scautismo. In origine era una canzone tradizionale scozzese intitolata Old Lang Syne, tanto tempo fa. Nei paesi di lingua inglese viene cantata soprattutto nella notte di Capodanno per dare l'addio al vecchio anno. È cantata anche in occasione di congedi e dicono, per esempio, dai compagni di classe alla fine di un corso di studio. Il testo della canzone è un invito a non dimenticare i vecchi amici e il tempo felice passato insieme a loro. In siciliano, per colpa mia, è diventata salutata. Sullo schermo questa canzone però ha una particolarità, siccome è un motivo famosissimo, allora invece di farci scorrere la traduzione in italiano, fra l'altro qui siete tutti siracusani, stranieri non ce ne sono stasera, e allora faccio scorrere il testo in siciliano e mi farebbe piacere se lo cantaste insieme con me. Aurelio, come fai da maestro del coro? Ti chiedo quest'ultimo sacrificio. Il testo lo puoi prendere da uno di quei libri, oppure lo vedrai scorrere lì sulla. Non è difficile, proviamoci. Così ci salutiamo tutti in coro. Grazie, abbiamo chiuso e adesso se ci spostiamo dalla